quindi in quelle zone abbiamo istituito delle ZRC, che sono delle zone ripopolamento cattura. Ecco, quando arrivano ad un certo numero e quando notiamo che gli investimenti non vanno bene, che sono in aumento, andiamo a catturare queste lepri mettendo delle reti in collaborazione. Naturalmente tutto questo è sempre in collaborazione con Polizia Provinciale e con Ufficio Caccia di Treviso, e una volta catturate vengono portate in alta montagna in cima al Visentin, dove insomma lì è un po' più difficile che vadano a finire sotto le macchine. Ecco. E anche le lepri sono sottoposte a monitoraggio, facciamo un monitoraggio notturno attraverso visori termici o infrarossi. Sempre per sapere lo stato di salute, quindi altre serate sul territorio. Passiamo ai cinghiali. Questa è la nota naturalmente dolente, non quanto perché il cinghiale sia un cinghiale e quindi così, che provoca anche qualche danno, al contrario magari degli altri ungulati, ma il cinghiale purtroppo è sottoposto a una malattia virale che si chiama PSA, peste suina africana, e allora la Regione Veneto ci ha detto di prelevare più cinghiali possibili, perché la densità del cinghiale fa sì che ci sia una veloce propagazione della peste suina africana. Noi ce l'abbiamo a circa 80 km dal Veneto. La forte preoccupazione è che entri in Veneto, perché è vero che non è assolutamente letale per l'uomo, però è letale per gli allevamenti suinicoli, quindi la filiera verrebbe completamente compromessa se uno trova il cinghiale, appunto se la PSA entra con i cinghiali, la filiera suinicola è completamente compromessa. C'è da dire che in Liguria, dove è arrivata tramite ruota praticamente, ecco. Si vuole aggiungere una cosa: nel momento in cui la contaminazione della peste suina raggiunge gli allevamenti suinicoli, succede che nel diametro di 41 km tutti i possessori di allevamenti suinicoli subiscono, diciamo, la macellazione di tutti i loro suini. Questo comporta un grave danno al comparto suinicolo e anche a tutti gli altri comparti economici annessi, quindi i venditori di mangimi, eccetera, ma il danno è calcolato ad 1,5 punti del PIL, quindi non è una cosa su cui scherzare tanto. Esatto. E il cinghiale è il principale veicolo di trasmissione di questa malattia, per cui si cerca di ridurne il più possibile la densità perché avvengano questi contatti. Teniamo presente che in Germania qualche anno fa hanno perfino delimitato dei percorsi obbligatori nei boschi e è stato costruito un doppio muro, una doppia recinzione a confine con le regioni più a nord d'Europa. Ecco, Sì, con gli stati, scusate, più a nord d'Europa. Ecco, noi com'è che siamo attivi? Siamo attivi con delle postazioni fisse durante la notte, perché il cinghiale viene prelevato di notte. Non è caccia, attenzione, è controllo. Non è caccia, è controllo. Soggiace a delle... come dire, a una legislazione a parte rispetto alla 157. Esatto, e quindi noi abbiamo una serie di altane, mi sembra siano 29, 35, grazie, sul territorio, e in più abbiamo appunto alcune postazioni mobili di quando gli agricoltori ci chiamano perché hanno subito dei danni da cinghiale. E voi infatti fate supporto anche alle attività agricole. Sì, sicuramente, quando... Una piccola cosa, prima di proseguire, oltre a noi c'è anche la Polizia Provinciale, cioè noi siamo di supporto anche alla Polizia Provinciale per il contrasto della peste suina africana. Okay. Certo, quando un agricoltore subisce dei danni, insomma, per quello che ci è possibile noi riusciamo a dare una mano. Dobbiamo sempre e comunque passare per le autorizzazioni da parte di Polizia Provinciale, poi saranno loro ad autorizzarci. Prevenzione incidenti. Certo, come avete visto, tutto quello che riguarda la lepre e per quello che riguarda il capriolo, ma anche il cervo, noi abbiamo per quello che riusciamo ad avere, abbiamo una mappatura degli incidenti e quindi quando eventualmente sarà il periodo del prelievo cerchiamo di indirizzare i nostri associati nelle zone dove ci sono più incidenti. Ecco.
questo sì. Sottoposte a controllo, poi abbiamo visto la slide precedente che è scivolata via, ci sono anche altre specie, quali quella dei corvidi, volpi, colomba E livia, nutria. che è il colombo di città, e la nutria, perché questi animali opportunisti arrecano dei danni differenti sia all'agricoltura sia alle altre specie animali. Quindi per avere una conservazione omogenea ed equilibrata appunto del territorio e della biodiversità bisogna intervenire con delle attività di cose che controllo mirate. pochi sanno. Per ogni singola di queste specie bisogna avere un'abilitazione a parte. Sì, certo. Poi magari ci torniamo sull'aspetto appunto anche della formazione, l'avete citato più volte, però appunto magari ci torniamo. Appunto, vabbè, abbiamo parlato appunto della prevenzione degli incidenti, leggo che solo nel 2025 sono stati segnalati una decina di incidenti stradali, sì, tra stradali e ferroviari che hanno coinvolto per esempio dei caprioli, quindi ogni tanto sentiamo delle notizie di stampa, no? Sì, 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 assolutamente. Quando noi ci avvisano, insomma, per quelli che ci conoscono, avvisiamo sempre il CRAS, che è il Centro Recupero Animali Selvatici, oppure insomma, la Polizia Provinciale. Abbiamo parlato del supporto prima agli agricoltori e alle aziende agricole, supporto anche agli enti pubblici. Sì, qui ringrazio il vice sindaco Marco Dus che ci ha dato questa opportunità. Allora, con lui ci aveva chiesto di poter fare un monitoraggio nel ex campo di aviazione di San Giacomo, aviocampo di San Giacomo, e quindi di sera siamo andati a controllare con le termiche la popolazione notturna, diciamo, quindi lì sono stati censiti delle volpi, delle lepri, dei ricci, parecchi ricci, qualche gatto, vabbè, ma non fa parte del nostro DNA il gatto, e invece un'altra mattinata, ma questo magari lo puoi dire tu Mauro, che sei stato coinvolto direttamente. Una mattinata siamo andati a censire l'avifauna presente in quell'area e abbiamo censito mi pare 16 o 17 specie di uccelli differenti. Molti sono uccelli opportunisti. Che sono quelli che vediamo citati lì nella slide. Cioè, la quantità maggiore era composta da uccelli opportunisti. Dopodiché c'erano anche le altre specie, seppur in minor numero. Definiamo uccelli opportunisti per i non addetti ai lavori. L'uccello opportunista è un uccello un po' birichino, come la cornacchia per esempio, i corvidi, le gazze, che predano le nidiate di altri uccelli, predano anche piccole lepri e distruggono diciamo, le piantumazioni agricole. Sì, questo quando naturalmente sono in forma troppo alta. Questo anche elevata. il colombo di città, per esempio, è un grande veicolo per trasmettere malattie di tipo sanitario e diciamo chi possiede un allevamento di ovini molto spesso ha degli attacchi da parte di questo esemplare che tra virgolette col guano inquina, diciamo, il mangime degli animali. E fa anche altre cose, anch'esso fa dei danni all'agricoltura, per cui bisogna contenerlo entro un certo limite, che non significa appunto estinguerlo e eradicarlo, ma mantenerlo gestito. Ecco, torna la parola chiave, la parola guida di tutta questa intervista, che è gestione. Altrimenti il lavoro che facciamo noi dovrebbe farlo la polizia provinciale, il forestale o l'esercito, voglio dire. Noi siamo delegati comunque dalle autorità di polizia. Tra appunto i vostri amici ci sono i cani, giusto? Assolutamente, cani è una passione per molti di noi, senza di loro magari perderemo anche qualche cacciatore in più, e quindi anche su questo abbiamo organizzato delle serate sulla cinofilia vera e propria, e poi ogni anno noi dedichiamo
parecchio tempo a delle gare, a delle prove. Naturalmente non c'è sparo nelle gare, ma si valuta solo l'attitudinalità dei cani e c'è una classifica su chi è più bravo o meno bravo, ma è anche una forma di stare insieme, perché comunque arrivano persone da tutto il Veneto, anche da fuori il Veneto, e quindi è un modo per stare insieme, insomma, ecco, per discutere del più e del meno, naturalmente, oltre a far conoscere, che secondo me è fondamentale, la bellezza del territorio di Vittorio Veneto. Ecco, questo ci tengo, perché insomma non facciamo mai brutta figura con chi viene da fuori nel mostrare le nostre colline e nel mostrare le nostre due montagne, insomma. Ecco, ci avete dato questa ampia e variegata panoramica appunto della vostra attività. Siamo quasi in chiusura, quindi qualche riflessione finale e soprattutto anche, insomma, l'auspicio per il futuro. Insomma, voi operate all'interno dell'ambiente, all'interno della natura, fate un sacco di cose, molte delle quali sono state una scoperta anche per il sottoscritto, ma sono sicuro che saranno una scoperta anche, insomma, per i nostri telespettatori, e volevo tornare anche sull'aspetto della formazione, quindi che non ci si improvvisa. Ecco. Esatto, no, sulla formazione, guarda, credo che vanno spese proprio due parole. Allora, cosa bisogna fare per avere la licenza di caccia? E poi per andare a tutte le altre specie? Allora, prima cosa si fa la licenza di caccia, ma per fare la licenza di caccia si deve avere una fedina pulitissima, neanche una multa, quindi bisogna stare molto attenti. Seconda, questa è la licenza di caccia normale. Per venire a caccia a Vittorio Veneto e nel comprensori alpini limitrofi bisogna fare un altro esame, quindi sono altre 80-90 ore, forse anche di più. Il conseguimento di queste, permettimi una piccola parentesi, di questi titoli prevede che il cacciatore esegua una formazione in legislatura, biologia, armi, quindi pronto soccorso. Le materie sono molteplici. Non solo quelle appunto dei corpi. Quindi torniamo a noi. Prima licenza, zona Alpi, dopodiché se vuoi cacciare gli ungulati, se vuoi prelevare gli ungulati, per ogni specie hai un esame. Quindi altra scuola per ogni specie, 80 ore, 90 ore, con esame finale. L'esame finale dove si fa? Non lo facciamo in casa, non lo facciamo nel comprensorio alpino, ma lo facciamo, e tutti questi esami vengono fatti da una commissione che si trova a Treviso nell'ufficio caccia. Quindi se noi abbiamo 4 specie di ungulati, abbiamo il cinghiale, vuol dire che sono 5 esami. Poi coturnice e gallo forcello, non ci sono esami al momento attuale, ma ci sono i corsi di monitoraggio. Sì, esatto, ci sono i corsi di monitoraggio che non sono obbligatori, ma quando li facciamo vediamo che c'è sempre una grandissima partecipazione. Quindi le ore che vengono impiegate per poter accedere a queste tipologie di prelievo sono tantissime, e la formazione, per fortuna, anche a questi corsi è cresciuta tantissimo. Quindi, insieme a questi corsi ci sono poi altri corsi non obbligatori, ma sempre formativi, che trattano di una singola specie o dell'ambiente in generale, o di una tematica quale la biodiversità, che oggi si sente nominare molto spesso. E quindi anche lì si nota una partecipazione piuttosto cospicua, perché il cacciatore d'oggi è un cacciatore diverso dal passato. Oggi il cacciatore non pensa più di dover pagare una quota associativa e di dover portare a casa un pareggio con quanto ha versato. Oggi un cacciatore così sarebbe anacronistico. Sta quindi cambiando completamente la mentalità e si sta spostando sull'aspetto gestionale e di conservazione del patrimonio. Questo, allora, si fa tanto parlare di ambiente, ovviamente, perché inizia ad essere una problematica molto sentita su più fronti,
però poi appunto bisogna anche impegnarsi in maniera attiva, trovare diciamo, la forza lavoro. Trovare la forza, esattamente. Sempre in un flash in chiusura, che cosa vi sentite di dire ai vostri soci? Abbiamo parlato di numeri, ovviamente sono numeri anche consistenti da un certo punto di vista, però penso che non sia sempre facile trovare appunto la forza, la determinazione per uscire magari nelle prime ore dell'alba, eccetera, per svolgere un tipo di servizio per la collettività. Guarda, io mi sentirei invece di fare un appello alle quote rosa. Noi abbiamo 4 quote rosa a Vittorio Veneto, no? Che è bellissimo. Abbiamo dei giovani che ci entreranno a breve di 19-20 anni e l'appello però più forte lo farei alle quote rosa, perché vedo che hanno un valore aggiunto all'interno della caccia. Non per niente due quote rosa sono dentro anche nel consiglio del comprensorio alpino, e quindi faccio un appello alle donne che hanno le quote rosa, che hanno voglia di imparare, ma non neanche la caccia, ma di vedere com'è il mondo della caccia, ecco. Prima di decidere, avvicinarsi, perché non è poi semplice a fare il gestore, dico io, al giorno d'oggi, insomma, impegnarsi nei prelievi e nella gestione appunto di tutta questa cosa, perché come avete visto, fra corsi e sabati e domeniche da passare a fare i censimenti, siamo parecchio impegnati durante l'anno. Diciamo insomma. anche che l'età dei soci, l'età media è abbastanza avanzata, perché si attesta intorno ai 65-66 anni. Io spero che ci sia anche un 60, un ricambio generazionale di gente che si appassiona del territorio, che comprende cosa è veramente esercitare l'attività venatoria oggi e si possa inserire in questo mondo certamente rurale per certi aspetti, ma fondamentale per mantenere appunto un patrimonio che è di tutti, perché la selvaggina, come recita anche la 157, è un patrimonio indisponibile dello Stato, vuol dire che è di tutti. È per chi la va a vedere, è per chi la caccia, è per tutti, ma va conservata. E quindi, dopo tutto questo discorso, abbiamo visto quanta fatica c'è, quanto lavoro c'è, anche perché non possiamo ricostruire le condizioni rurali di un tempo. Dobbiamo ingegnarci per poter conservare quello che abbiamo e apportare qualche miglioria, ma c'è bisogno di forza, di volontà, di partecipazione. Infatti con noi partecipano anche altre associazioni, anche come il CAI nella Polizia dei Sentieri, e anche altre associazioni si sono avvicinate per quanto riguarda per esempio il ripristino ambiente, e questo è fondamentale. Noi siamo in chiusura, proprio 30 secondi per salutare i nostri telespettatori vittoriesi. Buonasera a tutti, grazie di averci ascoltato e speriamo di avervi messo un input. Un caro saluto a tutti, grazie per l'ascolto, e un caro abbraccio a tutti i soci del comprensorio alpino di Vittorio Veneto. Quote rosa comprese. Sì, le prime. Ecco. E quindi noi andiamo a chiudere questo speciale che abbiamo voluto dedicare appunto al comprensorio alpino di caccia 31 Vittorio Veneto, quindi abbiamo parlato di gestione dell'ambiente e di monitoraggio della fauna selvatica nel corso di questo appuntamento. Il mio ringraziamento va a Franco Alpago, presidente appunto del comprensorio alpino, e a Mauro Della Coletta, vicepresidente del comprensorio alpino, per essere venuti qui nei nostri studi e averci portato anche le immagini che hanno corredato questa puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Rive Divine 2026, i percorsi enogastronomici che ci portano alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze del nostro territorio. Inizia il racconto di queste 2 giornate, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno. Quindi iniziamo dal principio, iniziamo dal percorso in notturna di sabato 6 giugno. Gruppo del